Nelle Dolomiti la morfogenesi per frana è molto attiva. I fenomeni di frana ed erosione accelerata sono talora oggetto di grande interesse geologico, perché la denudazione dei luoghi per l'asportazione della copertura di terreni sciolti superficiali permette spesso di osservare meglio in dettaglio natura, composizione e struttura del substrato roccioso, aspetti di solito nascosti dalla coltre quaternaria. Per dissesto idrogeologico noi intendiamo qualsiasi evento che crea problemi alla stabilità del territorio, quindi erosioni torrentizie, grandi alluvioni e ovviamente anche le frane. Questi sono i dissesti idrogeologici. Oltre a questi ci sono i terremoti e le eruzioni vulcaniche, che sono un'altra categoria molto pericolosa per l'uomo. Le frane nelle zone di montagna, ma anche in tutta l'Italia, hanno un grande ruolo nella morfogenesi, cioè nella creazione delle forme del paesaggio e dei rilievi. Le frane fanno parte dei movimenti della evoluzione dei versanti, ci sono sempre state e ci saranno sempre nei territori geomorfologicamente giovani, come l'Italia, come tutte le Alpi, gli Appennini, in particolare anche di più di qua. Sugli Appennini la morfologia del territorio è dettata essenzialmente dalle frane. Nella notte tra il 2 e 3 dicembre 1908, dalla vetta della quarta pala di San Lucano, in comune di Taibona Gordino, avvenne un crollo del volume di 200.000 metri cubi. La massa, caduta lungo due distinti canaloni rocciosi, si indirizzò verso gli abitati di Pra e Lagunaz. Siamo a Col di Pra, è una valle glaciale, una delle valli più interessanti del mondo, perché il rapporto tra la profondità e la larghezza ha un record questa valle, come è stato definito da altri studiosi. È una valle profonda, scavata in rocce dolomitiche molto stabili, ma nonostante questo si sono verificate anche qui delle frane. Era la notte tra il 2 e il 3 dicembre 1908, si è staccata una massa di roccia dalla cima di Ambrosogn sopra la nostra testa, che scendendo è arrivata a investito il paese di Pra sottostante, causando la distruzione di 50 edifici e provocando la morte di 28 persone. E qui più a valle abbiamo i resti del paese di Pra e lì abbiamo un macereto di frana con grossi massi che possiamo benissimo vederli. Come sempre la vegetazione poi sutura il tutto e nasconde le cose, ma possiamo andare a vedere se sono riconoscibilissimi. Ecco. Sulla nicchia di distacco lassù, sulle cime di Ambrosogn, c'è una spaccatura lunga almeno 50 metri, larga 50 centimetri, aperta proprio, no? Che separa in modo verticale una massa di almeno 50.000 metri cubi, che sinceramente mi sono sempre meravigliato come mai non si è mai mosso più niente. C'è stato un crollo di qualche migliaio di metri cubi negli anni successivi, nel 2011, no? C'è stato poi qualche altro piccolo crollo che ha portato solo detriti alla base della parete, sulla strada, solo polvere senza pericolo. Però questa massa prima o dopo crollerà. Un collasso da decompressione post-glaciale della formazione dello Sciliar causò una frana formata da massi ciclopici dolomitici, visibili al piede sinistro del Monte Framont, fra i comuni di Agordo e Taibon. Si è verificata una frana l'11 maggio 1865 dalla parete ovest del Monte
Framont, su una superficie di roccia che sembrava anche molto stabile, però in profondità è affetta da una serie di fessure. E questa frana di parecchie decine di migliaia di metri cubi ha creato quel detrito che arriva fino a Ronde-Bois, e nella campagna sottostante c'erano due persone, un contadino con una bambina che accudivano a discorsi dei prati e sono morti sepolti da questa frana. È affetta anche da altre manifestazioni antiche di instabilità. Abbiamo sulla destra di questa frana una grande frana preistorica formata da grandi massi che si è staccata da quella faglia verticale che dà origine alla parete del Framont verticale gialla, e c'è un ammasso di parecchi milioni di metri cubi che si estende su una superficie molto estesa, grande, e noi stessi siamo in un posto qua dove sempre in periodo preistorico si è staccata una frana di parecchi milioni di metri cubi dalla prima pala di San Lucano. Parliamo più che periodo preistorico, periodo post-glaciale molto antico. La frana del Monte Piz, o di Alleghe in comune di Roccapietore, avvenne nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 1771 sul versante destro della Val Cordevole, per scorrimento traslativo del Monte Piz. Furono sepolti 5 paesi, con 49 morti e 200 persone senza tetto. Questa frana, scendendo, c'è stato uno scivolamento, uno scorrimento nei quadri degli strati disposti a franapoggio, cioè inclinati verso valle. Nel 1 maggio è scesa un'altra frana staccandosi dalla parte guardando destra della cicatrice, che si era già formato il lago, ovviamente erano passati alcuni mesi da gennaio al maggio, no? E la frana del maggio scendendo nel lago ha creato un'onda, e l'onda è risalita verso il paese di Alleghe e ha distrutto la chiesa, che allora c'era già la chiesa di Alleghe. Ha causato la morte di altre 5 persone. Forse nel mese di dicembre ci sarà stato un periodo di piogge che si sono infiltrate all'interno di vari strati, riducendo, diciamo, la coesione tra strato e strato. Non è che si possa ricostruire più di tanto, può darsi che ci sono state anche delle vibrazioni sismiche, diciamo. Comunque il volume, 30-40 milioni di metri cubi su questo grande macereto, da cui è preso il nome Masarè, che vuol dire macereto di frana, come avviene in tante altre parti delle Dolomiti, insomma, è che il termine macereto Masariè. La storia dice che le frane si muovono molto di più nei periodi estivi o autunnali, quando ci sono le grandi piogge e non c'è il gelo, ma la realtà è questa. Si sono verificate altre frane, come quella frana oltre il Roues de l'Hérault, oltre il Passo d'Oran, che si è verificata d'inverno con 20 gradi sotto zero. Quindi non si può mai escludere un periodo, un tempo in cui non si possono verificare le frane, anche se dal punto di vista statistico il 95% avvengono nei mesi primaverili, estivi o molto meglio autunnali con le piogge. In questo caso si è formato il lago d'Alleghe, che dal punto di vista morfologico è un'attrattiva turistica. Prima la valle era chiusa, assomigliava un po' alla zona di Avoscan, e certamente il paese così bello. Molte frane sono creative di un paesaggio. Ricordiamo le Cinque Torri a Cortina, ricordiamo Assas di Roccia qua su sopra l'Aste, che è una scenografia interessante, o altre piccole frane tipo il campanile di Brabante sul Civetta, che è una meta di tutti gli alpinisti, e una frana abortita, e tante altre nelle Dolomiti, insomma.